Sui fondi delle regioni, io vorrei ricordare ai nostri 9 consiglieri regionali veneziani eletti nel veneziano che facessero una bella lobby tra di loro, nel senso un gruppo di pressione, visto che sono in 9, che sono della Lega, sono della Pentastellati, sono del PD, sono di tutte le forze politiche che sono all'interno del Consiglio regionale, che facessero pressione perché il Comune di Venezia avanza dalla Regione 40 milioni, mi risulta ancora, che mancano alle casse della Regione. Il sindaco, che mancano al Comune, perché non li ha versati la Regione al Comune. Il sindaco deve fare il bilancio e anche quest'anno questi soldi mancavano e ha protestato giustamente. Io non parlo mai del Comune perché mi ritengo corretto non parlare del Comune perché, però dico che in questo caso qua direi ai consiglieri regionali, da ex consigliere veneziano che avrei fatto un casino su questo, di insistere con la Regione perché liquidi i 40 milioni che sono del Comune di Venezia e che sono bloccati in Regione Veneto, perché sono soldi che vengono tolti alle casse del Comune e poi il Comune ha una serie di problemi, perché stiamo parlando di 80 miliardi di lire.